Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Riprendiamo oggi le catechesi sulla Chiesa in questo anno della fede. Tra le immagini che il Concilio Vaticano II ha scelto per farci capire meglio la natura della Chiesa, c'è quella della madre. La Chiesa è nostra madre nella fede, nella vita sovrannaturale. È una delle immagini più usate dai padri della Chiesa nei primi secoli e penso che possa essere utile anche a noi. E per me è l'immagine più bella della Chiesa. La Chiesa madre. In che senso e in che modo la Chiesa è madre? Partiamo dalla realtà umana della maternità. Che cosa fa una mamma? Anzitutto una mamma genera la vita, porta nel suo grembo per 9 mesi il proprio figlio e poi lo apre alla vita generandolo. Così è la Chiesa. Ci genera nella fede per opera dello Spirito Santo che la rende feconda come la Vergine Maria. La Chiesa e la Vergine Maria sono mamme, ambedue. E quello che si può dire della Chiesa si può dire anche della Madonna. E quello che si può dire della Madonna si può dire della Chiesa. Certo, la fede è un atto personale. Io credo, io personalmente rispondo a Dio che si fa conoscere e vuole entrare in amicizia con me. Ma la fede io la ricevo dagli altri. In una famiglia, in una comunità che mi insegna a dire io credo, noi crediamo. Un cristiano non è un'isola. Noi non diventiamo cristiani in laboratorio, noi non diventiamo cristiani da soli e con le nostre forze, ma la fede è un regalo, è un dono di Dio che ci viene dato nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Quello è il momento in cui fa nascere come figli di Dio, il momento in cui ci dona la vita di Dio, ci genera come madre. Se andate al Battisterio di San Giovanni in Laterano, la cattedrale del Papa, all'interno c'è un'iscrizione latina che dice più o meno così: qui nasce un popolo di stirpe divina, generato dallo Spirito Santo, che feconda queste acque. La Madre Chiesa partorisce i suoi figli in queste onde. È bello, eh? E questo ci fa capire una cosa importante. Il nostro far parte della Chiesa non è un fatto esteriore, formale, non è riempire una carta che ci danno e poi no, non è quello. È un atto interiore, vitale. Non si appartiene alla Chiesa come si appartiene a una società, a un partito o a una qualsiasi altra organizzazione. Il legame è vitale, come quello che si ha con la propria mamma, perché la Chiesa è realmente madre dei cristiani. Chiediamoci adesso, come vedo io la Chiesa? Sono riconoscente anche ai miei genitori perché mi hanno dato la vita? Sono riconoscente alla Chiesa perché mi ha generato nella fede
attraverso il battesimo? Ma quanti cristiani ricordano la data del suo battesimo? Io vorrei fare la domanda qui. Quanti di voi, ma ognuno si risponde nel suo cuore, quanti di voi ricordate la data del vostro battesimo? Alcune mani sono lì, no? Si alzano alcune mani, ma quanti non ricordano, Penso, ma io credo che è stato per Pasqua, io credo che è a Natale, io credo... Ma la data del battesimo è la data della nostra nascita alla Chiesa, la data in quale la mamma Chiesa ci ha partorito. È bello. E adesso un compito per fare a casa. Quando oggi tornate a casa, andate a cercare bene qual è la data del mio battesimo. E quello buono, per festeggiarlo, per ringraziare il Signore per questo dono. Lo farete? Sì, è un compito, fare i compiti. Amiamo la Chiesa come si ama la propria mamma, sapendo anche comprendere i suoi difetti. Tutte le mamme hanno difetti, tutti abbiamo, ma quando si parla dei difetti della mamma noi le copriamo, le amiamo così, e la Chiesa ha i suoi difetti pure. L'amo così come la mamma. L'aiutiamo ad essere più bella, più autentica, più secondo il Signore? Queste domande vi lascio. Ma non dimenticare i compiti, cercare qual è la data del mio battesimo, per averla nel cuore e festeggiarla. Una mamma non si limita a dare la vita, ma con grande cura aiuta i suoi figli a crescere, dà loro il latte, li nutre, insegna il cammino della vita, li accompagna sempre con le sue attenzioni, col suo affetto e col suo amore, anche quando sono grandi. E in questo sa anche correggere, perdonare, comprendere, sa essere vicina nella malattia, nella sofferenza. In una parola, una buona mamma aiuta i figli a uscire da se stessi, a non rimanere comodamente sotto le ali materne come una covata di pulcini sta sopra le ali di Chiocchia. La Chiesa, come buona madre, fa la stessa cosa, accompagna la nostra crescita, trasmettendo la parola di Dio, che è una luce che ci indica il cammino della vita cristiana, amministrando i sacramenti. Ci nutre con l'Eucaristia, ci porta il perdono di Dio attraverso il sacramento della penitenza, si sostiene nel momento della malattia con l'unzione degli infermi. La Chiesa ci accompagna in tutta la nostra vita di fede, in tutta la nostra vita cristiana. Possiamo farci ancora alcuna domanda? Che rapporto ho io con la Chiesa? La sento come madre che mi aiuta a crescere da cristiano? Partecipo alla vita della Chiesa? Mi sento parte di essa? Il mio rapporto è un rapporto formale o vitale? E un terzo e breve pensiero. Nei primi secoli della Chiesa era ben chiara una realtà. La Chiesa, mentre è madre dei cristiani, mentre fa cristiani, è anche fatta da essi. La Chiesa non è qualcosa di diverso da noi stessi, ma va vista come la totalità dei credenti, come il noi dei cristiani. Io, tu, tutti noi siamo parte della Chiesa. San Girolamo scriveva: la Chiesa di Cristo altra cosa non è se non le anime di coloro
che credono in Cristo. Allora la maternità della Chiesa la viviamo tutti, pastori e fedeli. Dalle volte io sento, io credo in Dio ma non nella Chiesa. Io ho sentito che la Chiesa dice, ma chi, quando ha detto, no, i preti dicono, ma una cosa sono i preti, ma la Chiesa non è solo i preti, la Chiesa siamo tutti. E se tu dici che credi in Dio, e se tu dici che credi in Dio e non credi nella Chiesa, stai dicendo che non credi in te stesso. E questa è una contraddizione. La Chiesa siamo tutti, tutti. Da quel bambino recentemente battezzato che era lì, fino ai vescovi, al Papa, tutti siamo Chiesa e tutti siamo uguali agli occhi di Dio, tutti. E tutti siamo chiamati a collaborare alla nascita della fede di nuovi cristiani. Tutti siamo chiamati ad essere educatori della fede, ad annunciare il Vangelo. Ciascuno di noi si chieda: che cosa faccio io perché altri possano condividere la fede cristiana? Sono fecondo della mia fede o sono un chiuso? Quando ripeto chiamo una Chiesa non chiusa nel suo recinto, ma capace di uscire, di muoversi, anche con qualche rischio per portare Cristo a tutti. Penso a tutti, a me, a te, ad ogni cristiano. Penso a tutti. Tutti partecipiamo della maternità della Chiesa. Tutti siamo Chiesa, tutti, affinché la luce di Cristo raggiunga gli estremi confini della terra. E viva la Santa Madre Chiesa! Tutti, viva la Santa Madre Chiesa!